Sono Alessio Veneziano e ti do il benvenuto in questa meditazione sull'autocompassione, creata per coltivare più autostima, per portare pace ed equilibrio nel tuo sistema nervoso, in modo da alleviare ansia, tensione, dolore e migliorare il sonno. Ti guiderò per circa 10 minuti in uno stato di profondo relax. Adesso siediti in una posizione comoda, con entrambi i piedi a contatto con il suolo e la schiena dritta. Puoi anche sdraiarti sul letto, ma assicurati di rimanere sveglio e concentrato per i prossimi 10 minuti. Inizia prendendo qualche respiro profondo e mentre che espiri fai finta di rilasciare la tensione dalla testa verso le gambe e poi quindi giù ai piedi e fuori nel terreno pavimento. Fai questo ancora qualche volta, quindi inspira dal naso ed espira dalla bocca, immaginando che il respiro scenda lungo le gambe, attraverso i piedi ed esce nel terreno, portando con sé tensione, rabbia, rancore o negatività. Fallo ancora un'ultima volta, inspira dal naso ed espira lentamente dalla bocca. Ora che ti sei regalato una piccola pulizia, vorrei che incrociassi le braccia e toccassi la spalla opposta con ciascuna mano. Quindi scivola giù con ciascuna mano lungo i bicipiti, dalla spalla al gomito e indietro, come se ti dovessi accarezzare. Lo so che potrebbe essere strano, ma continua con questo movimento. Il tuo cervello non fa alcuna differenza tra finzione e realtà. Fai questo alcune volte e concediti l'amore e l'attenzione di cui hai bisogno e continua a respirare normalmente senza forzare il respiro in alcun modo. Avvolgiti delicatamente e lentamente su e giù con le braccia. Ora vorrei che focalizzassi la tua attenzione sulla zona del cuore e se lo desideri metti una o due mani sul cuore e senti il calore delle tue mani diffondersi in questa zona. Ascolta per un momento il tuo battito. Immagina di respirare da dentro questa zona e senti il petto muoversi leggermente su e giù ad ogni respiro. Segui semplicemente questa onda di respiro e movimento. Sii grato del lavoro che compie questo organo per mantenerti in vita. E ora poni l'intenzione di perdonare e amare te stesso. Porta questo sentimento di apprezzamento verso il tuo corpo e tutto ciò che è stato in grado di fare per te fino ad oggi. Pensa a quanto hai lavorato per arrivare dove sei oggi, anche se hai commesso errori lungo il cammino. Hai preso le decisioni che pensavi fossero migliori per te al momento. Hai affrontato numerose difficoltà, eppure eccoti qui. Ringrazia il tuo cuore per aver continuato a battere giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, anno dopo anno, fino ad oggi. Porta questa consapevolezza come semplice ringraziamento al tuo cuore e a tutti gli organi del tuo corpo. Se possibile, adesso fai un sorriso mentre continui a concentrarti sulla zona del cuore. Stai coltivando in questo momento amore e apprezzamento per te stesso.
In questo momento stai portando energia nel tuo corpo. Stai onorando il tuo benessere mentale e fisico. Così facendo, il tuo sistema nervoso si sta gradualmente riequilibrando. Hai affrontato molte sfide, eppure eccoti qui, in questo momento di calma e pace, dove passato e futuro non contano più. In questo momento stai creando un futuro migliore perché stai prendendo cura del tuo presente. In questo momento sei perfettamente allineato al vero potere che da sempre hai a disposizione, la gestione del qui e ora. Sei qui per te stesso e con te stesso. E se noti sensazioni scomode nel tuo corpo, va bene comunque. Osserva quei sentimenti o sensazioni e accettali così come sono per un momento, senza cercare di cambiarli. Ritorna nuovamente al respiro adesso senza modificarlo. Lascialo fluire per com'è. E ora vorrei che tu portassi alla tua mente una persona che ami. Potrebbe essere un membro della tua famiglia, un amico, un compagno o una compagna. Immagina davvero questa persona che sia di fronte a te e imposta l'intenzione di inviare amore e compassione verso questa persona. Ora puoi visualizzare il suo viso nella tua mente e concentrati sui suoi occhi. Puoi ricordare adesso un momento meraviglioso che hai vissuto con questa persona e porta quel momento in vita ora. Concentrati su tutte le emozioni positive che questa visione sta suscitando in te. E immagina di amplificare quei sentimenti positivi mentre vedi questa persona. Imposta l'intenzione di lasciare andare le ferite, al rancore o sensi di colpa del passato. Questi sentimenti non servono più né a te né a questa persona. Augura a questa persona tutta la felicità del mondo e di a te stesso che tu possa essere felice e in pace. Ora puoi ripetere questo processo con un'altra persona, forse un conoscente o una persona con cui hai avuto conflitti. Porta questa persona nella tua mente e augurale del bene se questa persona è ancora nella tua vita. Puoi cercare di ricordare un bel momento che hai avuto con lei e pensare a una buona qualità che questa persona ha. E se non riesci a farlo, augura comunque a questa persona del bene e di nella tua mente che tu possa essere felice e in pace. Sentiti libero di rimanere con questi sentimenti di amore e compassione un po' più a lungo. Se senti che è sufficiente, muovi delicatamente le dita delle mani e dei piedi e riporta la tua attenzione al respiro. Ora porta l'attenzione al silenzio intorno a te o a qualsiasi altro rumore che puoi sentire in background. Quando sei pronto, apri gli occhi e la sessione di meditazione è finita. Ti auguro di continuare con la tua giornata portando con te un po' di questo amore e compassione verso te stesso e gli altri nella tua vita. Grazie per aver dedicato del tempo per te e a questa meditazione. Io sono Alessio Veneziano, fondatore di Veneziano Therapy, il portale di riferimento per coloro che soffrono da dolori cronici e vogliono prendersi cura del proprio corpo e della propria mente attraverso tecniche di autoaiuto come questa.
Se ti è piaciuta questa sessione o ti è stata di aiuto, fammi sapere nei commenti e iscriviti al canale per supportarlo e sapere quando altre meditazioni come queste saranno pubblicate. Ti ricordo infine che se sei interessato o interessata a una sessione di meditazione personalizzata da me, puoi prenotarla sul mio sito venezianotherapy.com. Per adesso è tutto e ci vediamo alla prossima.